Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Screenshot. Fare i puntati questa sera sulla sanità è un periodo complicato, stiamo uscendo dal Covid, però insomma diciamo che i nostri ospedali, le nostre strutture stanno ancora facendo fatica, soprattutto perché manca personale. I cittadini chiedono risposte per la sanità, lo chiedono in modo particolare alla politica. Noi questa sera siamo in compagnia di Ivo Moras, che è presidente della Commissione Sanità in Regione, esponente della Lega. Buonasera Moras. Allora partiamo subito da qui, la situazione attuale della nostra sanità con i cittadini che chiedono risposte. Sappiamo che il momento è complicato, però è anche tempo di voltare pagina. Sicuramente i cittadini hanno ragione a chiedere risposte. Il problema di oggi fondamentale è la mancanza di personale medico, ma anche di personale infermieristico e via dicendo, che non è un problema del Friuli strettamente, ma è un problema nazionale. Io mi confronto con gli altri presidenti di commissione, mi confronto anche a livello nazionale e anche europeo, tipo sabato e venerdì ero a Milano per una conferenza sulle disuguaglianze in sanità e questo problema è stato evidenziato un po' da tutte le regioni. Non è questa una giustificazione, stiamo operando, però come diceva anche ieri il nostro presidente Fedriga, siccome per fare un medico ci vogliono 6 anni di laurea, 4 anni di specializzazione, un minimo di 10 anni da oggi, se noi interveniamo oggi in qualsiasi maniera sicuramente avremo delle difficoltà che si protrarranno per alcuni anni. Questa carenza stiamo cercando in tutte le maniere di modificare il trend, però non siamo abituati a mentire a nessuno. Politiche sbagliate degli ultimi 10, 15, 20 anni, perciò io non sto parlando di una frangia politica o di un'altra frangia politica, ma sto parlando di visioni. Per fare un medico ci vogliono molti anni e determinate scelte, visto che i pensionamenti erano programmabili, data la data di nascita, dovrebbero essere stati fatti molto prima. Oggi noi stiamo cercando di tamponare, sicuramente nel corso dei prossimi 3 anni riusciremo a migliorare le condizioni, ma la situazione di oggi è difficile per tutti in Italia. Un'altra considerazione che faceva proprio nei giorni scorsi il Presidente Fedriga è questa. Nel periodo pre-Covid le regioni che tagliavano in sanità erano considerate virtuose perché riuscivano, come dire, a contenere la spesa. Poi ci siamo resi conto con il Covid che forse questi tagli non erano solo una buona gestione dei fondi pubblici, ma anche dei tagli alle volte trasversali che oltre ai costi superflui hanno portato via anche risorse e servizi importanti. Ecco, c'è questa presa di coscienza da parte della politica oggi? Cosa si può fare per invertire quel trend? Beh, noi stiamo aumentando e non sono parole, sono numeri che poi magari andrò ad elencare, ma i numeri sono importanti dell'amministrazione Fedriga, i numeri importanti che danno il significato di una inversione letterale di tendenza, sia negli investimenti ma anche e soprattutto nella parte corrente, cioè investimento in personale e in tutto ciò che concerne i servizi alle persone. In passato è stato fatto così, in maniera poco cosciente e purtroppo oggi in tutta Italia ne paghiamo tutti le conseguenze. Lo diceva, sentiamo un po' di questi numeri anche in considerazione del fatto che noi in Friuli Venezia Giulia la sanità ce la paghiamo a pieno e quindi proprio per questo insomma la risposta da parte della politica di quanti sono i fondi. Abbiamo visto il Presidente Fedriga, il Vicepresidente Riccardi in questi ultimi mesi fare, diciamo così, un tour attraverso il territorio per spiegare i vari investimenti sul territorio, ma insomma alcuni numeri ce li facciamo volentieri raccontare da lei. Allora io faccio un excursus, scusatemi se ho come si dice, i dati su carta, ma sono numeri importanti. La Giunta Fedriga dal 2018 ad oggi finanzierà in investimenti la sanità per 750 milioni di euro e se andiamo a fare un paragone con le precedenti, Tondo aveva finanziato per 3,93 e la Giunta Serracchiani per 212. La differenza è notevole.
Poi molti di voi diranno, sì, ma in questo periodo il PNRR influenza in maniera decisa gli investimenti. Non è così, perché su 750 solo 118 sono frutto degli investimenti del PNRR, che, diciamocelo in maniera molto onesta, è sempre capitale a debito, che dopo dovremo comunque restituire. Invece noi come Regione finanziamo 411 milioni e altri 220 milioni sono frutto in maggior parte dell'accordo tra il nostro Presidente e l'allora Ministro Tria, per quanto riguarda accordi per finanziare la Regione Friuli negli investimenti, perché come diceva bene Daniele, la nostra sanità noi ce la finanziamo, ma il Presidente Federica è riuscito attraverso accordi straordinari a far finanziare anche la nostra sanità. Perciò 411 sono i milioni che la Giunta Federica destinerà alla sanità in questi 5 anni. Se andiamo a vedere gli altri, sono 196 per la Giunta Serracchiani e 237 per quanto riguarda la Giunta Tondo. Molto importante anche, siccome noi con la legge 22 del 2019 abbiamo modificato non solo la gestione della sanità, riducendo da 5 a 3 le aziende sanitarie e anche facendo un discorso territoriale molto più opportuno, perché prima avevamo l'azienda sanitaria di Tolmezzo che andava fino a Varmo, oggi abbiamo diviso in provincia, abbiamo messo Gorizia insieme a Trieste. Ma se noi andiamo a vedere la legge che citavo prima, ha spostato il focus da una gestione ospedaliera a una gestione territoriale, perché le spese, le maggiori spese per quanto riguarda la sanità si fanno al 70% in territorio e il 30% in ospedale. Perciò noi abbiamo deciso di spostare anche il focus, non solo potenziando gli ospedali, ma anche investendo in maniera capillare, in maniera decisa nel territorio. In effetti dei 750 milioni, 222 milioni sono destinati alla sanità territoriale. Se andiamo a vedere gli altri investimenti di chi ci ha preceduto, possiamo dire che erano 12 milioni nella Giunta Tondo e 23 nella Giunta Serracchiani, perciò voi vedete chiaramente qual è l'impostazione di questa Giunta nei confronti della sanità, e questo implica anche una visione diversa, perché per quanto riguarda il nostro modo di concepire la sanità, è una sanità vicina al cittadino, una sanità che parte dalla gestione quasi familiare del paziente, cioè il paziente non deve necessariamente stare all'interno di strutture, ma l'assistenza dal nostro punto di vista si può dare a casa, attraverso tutto ciò che oggi già c'è all'interno della sanità, attraverso gli infermieri che vanno a trovare i pazienti, attraverso i medici, attraverso la costituzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità. Sono scelte importanti, dettate sia anche ovviamente dal decreto legge 71, ma non solo, anche da come noi intendiamo affrontare la sanità per dare quel senso di prossimità, di vicinanza, di accoglienza, di gestione, ma il focus è sulla domanda, su chi oggi chiede sanità. Concetti ribaditi anche dal Presidente Federica, lo sentiamo in questa intervista. Qualche giorno fa è stato presentato anche l'investimento per quanto riguarda il territorio sanvitese, vediamo. Presidente Federica, insomma gli investimenti sul territorio in ambito di sanità non mancano, oggi presentati anche i dati che riguarderanno il territorio del sanvitese. Sì, quasi 12 milioni di euro per potenziare soprattutto la medicina del territorio, cioè vogliamo andare vicino ai cittadini e questo lo prevede anche il PNRR, ma soprattutto mettiamo moltissime risorse regionali per andare in questa direzione. Sicuramente un percorso di medio periodo, ma per il quale vogliamo
cambiare la medicina e la risposta sanitaria che dà il Friuli Venezia Giulia, cercando di potenziarla e cercando di andare direttamente verso le esigenze del cittadino e non viceversa, il cittadino verso le esigenze dell'organizzazione pubblica. Su questo questi 12 milioni, ma pensiamo anche a tutti gli investimenti che stiamo facendo e faremo sulla telemedicina, quindi anche in questo caso per un monitoraggio a casa della situazione del paziente, quindi per andare a prevenire le acuzie e quindi dare risposte tempestive ai cittadini della nostra regione. Le contestazioni però non mancano mai, abbiamo visto anche oggi un presidio qui fuori dal distretto. Le contestazioni ci sono sempre, però noi vogliamo, non vogliamo inseguire il profitto elettorale. Dobbiamo fare le scelte che soprattutto in prospettiva garantiscano i servizi ai cittadini di questa regione. Ho piena consapevolezza che esistono criticità nella sanità. È un Moloch da quasi 3 miliardi di euro all'anno su un bilancio di 5,5 della regione. Vuol dire che per modificare, correggere d'altro serve pazienza, serve costanza, serve serietà. Io non sarò mai quello che promette domani è tutto risolto. Sappiamo che il percorso è difficile, che non dobbiamo sconquassare il sistema perché invece dopo di avere un effetto positivo rischiamo di averlo negativo. Dobbiamo andare avanti risolvendo problema per problema e dando le nuove prospettive. Oltretutto volendo sottolineare che il sistema sanitario di Friuli Venezia Giulia, voglio ringraziare i professionisti, può migliorare, deve migliorare, ma tra i primi a livello nazionale, questo dobbiamo sempre ricordarlo perché poi vorrei che qualcuno andasse a vedere cosa c'è in qualche altra area. Allora ripartiamo da qui, dalle parole del Presidente Fedriga che ha detto insomma, il Moloch dei 3 miliardi su 5 pesano insomma, nel bilancio regionale per quanto riguarda la sanità, anche questo fa capire qual è l'impegno, una presa di coscienza che è avvenuta prima o che il Covid insomma, ha contribuito ad acuire? Diciamo che il Covid ha aggravato moltissime situazioni, perché poi la gestione dei pazienti in pandemia è stata difficile e qui va un ringraziamento e un plauso ai medici, agli infermieri, tutte quelle persone che hanno dato la loro disponibilità, il loro impegno, il loro servizio, quella professionalità che poi si è scoperto avere in maniera così rilevante all'interno della nostra regione. Ma è ovvio che si è evidenziato anche il fatto che mancano persone, perché si è gestito il tutto con una carenza evidente di personale e oggi anche le scelte in sanità portano a tenerne conto molto diversamente da come dicevi tu da prima, perché prima si doveva risparmiare, adesso essendo un servizio fondamentale per la vita di ogni cittadino, questo rientra come obiettivo principale e finale di ogni amministrazione. Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi cerchiamo di dare i numeri anche sul territorio, la differenza, insomma quanto si investirà nelle varie aziende sanitarie tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Ivo Moras, Presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale. Abbiamo visto un po' quali sono gli investimenti in generale nella prima parte di trasmissione che la Giunta Fedriga ha stanziato per la sanità. Adesso andiamo a vederli nel dettaglio, quindi le chiedo di fare un quadro nelle 3 diverse aziende sanitarie, poi sappiamo che ci sono anche il Cro di Aviano e il Burlo Garofalo di Trieste. Ecco, qual è l'impegno nel territorio? Allora, per quanto riguarda la SUGI, che è l'azienda sanitaria di Trieste e Gorizia, vengono investiti 457 milioni più altri 20 vanno a finire il Burlo. Per quanto riguarda Pordenone sono 359 milioni e 72 milioni vanno al CRO. Per quanto riguarda Udine abbiamo 436 milioni all'azienda sanitaria e l'azienda Zero all'ARCS circa 11 milioni che poi sono suddivisi tra territori e ospedali, ma non vado a tediarvi. Altro dato importante è dal mio punto di vista quanto ad oggi la Giunta Fedriga ha già messo a bilancio, che è già di molto superiore a quanto gli altri hanno messo in 5 anni. Cioè noi abbiamo stanziato 277 milioni tra le varie aziende del territorio friulano, tra cui 57 milioni per l'ospedale di Pordenone, perché ricordiamocelo, senza questo investimento l'ospedale non sarebbe potuto partire, 30 milioni per la
terapia protonica al CRO di Aviano, 25 milioni per la riqualificazione del Parco Sant'Osvaldo a Udine, 8 milioni per la nuova sede del 118 a Trieste e 7 milioni e 3 per l'acquisto dell'ex Opera San Giuseppe a Trieste. Questi sono i numeri riassunti. Anche un modo per dire che insomma viene un po' compensato quello che in passato molto era lamentato, il fatto che nel Friuli occidentale gli investimenti per la sanità, in genere un po' per tutto, ma in particolare per la sanità, fossero meno consistenti rispetto ad altre realtà territoriali, un'accusa che viene mossa anche tutt'oggi. È chiaro che la protonterapia del CRO e il nuovo ospedale di Pordenone insomma pesano in modo particolare. Beh, chi oggi esce costantemente sui social e sui giornali per dire che l'azienda sanitaria del Friuli occidentale riceve meno soldi da parte della regione, sicuramente legge note o numeri diversi da quelli di cui io sono in possesso e di cui tutti potrebbero essere in possesso. Perciò l'informazione corretta è qualcosa che io ritengo fondamentale anche da parte di chi sta all'opposizione, perché usare propri numeri per certificare determinate cose non è una corretta informazione. Bisogna dire anche per onestà intellettuale che anche in passato il centrodestra lamentava le stesse identiche cose quando a governare c'era il centrosinistra, ma diciamo che insomma gli investimenti ultimi sicuramente sono un segnale importante. Le persone però sentono una sorta di mancanza di risposta, vuoi perché c'è stato il Covid, vuoi perché manca insomma il personale, in molti si sono anche dimessi, tra i medici e gli infermieri, e anche questo è un dato di fatto, ma quello che chiede il cittadino in modo particolare in primis è una risposta sanitaria. Ho un problema, ho una priorità, mi aspetto che la visita venga fatta in tempi consoni, ragionevoli, possibilmente gratis o con il ticket, senza doversi rivolgere a medici specializzati, perché non tutti se li possono permettere. Insomma, diciamo che quando si parla di sanità il cittadino vuole in particolare questa risposta, al di là degli investimenti che sono soprattutto importanti. Ecco, su questo. Su questo diciamo che qualsiasi sanità in qualsiasi ambito d'Italia, se accorcia l'attesa al pronto soccorso e se fa in modo che le visite abbiano un'immediatezza superiore a quella che oggi abbiamo, sicuramente vincerebbe qualsiasi tipo di premio, perché le richieste da parte delle persone sono queste, sono giuste, sono doverose. Purtroppo la carenza di medici oggi porta a una dilatazione dei tempi. Questa dilatazione dei tempi non soddisfa il cittadino, ne siamo consapevoli. Stiamo cercando anche a Pordenone, in special modo per quanto riguarda l'oculistica, abbiamo messo un nuovo dirigente, un nuovo primario, e stiamo prendendo in mano tutta quell'area di prestazioni che non sono state date durante i 2 anni di pandemia, che hanno rallentato in maniera devastante, posso dire, creando anche buchi di salute, perché non sto parlando, io su determinate cose non parlo unicamente del Friuli, perché le riunioni che faccio a livello nazionale ci sono situazioni drammatiche non solo in Friuli, ma un po' in tutta Italia, in special modo in determinate zone d'Italia che non sono le nostre. Poi posso dire, molti ci accusano di voler ampliare il privato a scapito del pubblico. Il privato noi vorremmo ampliarlo nelle prestazioni, nelle visite, tanto per fare dare un termine più capibile. Noi vorremmo aumentare le visite attraverso il privato. Noi, rispetto alla Lombardia, la Lombardia ha il 37% della spesa sanitaria che va sul privato, il Veneto il 17%, noi avevamo il 3,8%, siamo riusciti a portarlo verso il 7% più o meno. Ecco, tanto per dire, ma siamo ancora molto più bassi della regione con cui confiniamo e di tutta l'Alta Italia. Questo cosa comporta? Che la nostra spesa è concentrata unicamente nel pubblico, ma aumentando la spesa e dedicandola a fare le visite, noi cercheremo di aumentare le visite, i servizi ai cittadini,
facendo in modo che i privati intervengano, magari anche dove noi non riusciamo, ma ricordiamoci che il privato convenzionato con il pubblico non è spesa privata, è all'interno della spesa pubblica, non è spesa privata. Non è che stiamo finanziando i privati, stiamo cercando di sopperire alle mancanze del pubblico anche attraverso il lavoro sinergico con i privati. E che ci sia un po' di malcontento da parte della cittadinanza è testimoniato anche dalla raccolta di 15.000 firme sul territorio, firme che sono poi state consegnate al Presidente del Consiglio regionale Zanin a fine aprile. Noi sentiamo in questa intervista il referente del coordinamento salute FVG Michele Negro che spiega insomma quali sono le loro richieste. Diciamo che la situazione è molto preoccupante e ogni giorno che passa degenera. Quindi noi chiediamo alla politica regionale, a tutta la politica regionale, di muoversi, di discutere le proposte che abbiamo fatto, di discutere le situazioni che i cittadini stanno facendo emergere da ogni posto e prendere i primi provvedimenti, che significa spingere per l'assunzione diretta di tutto il personale, la riapertura dei servizi e pensare ad introdurre nella legge regionale dei miglioramenti che permettono ai sindaci di poter intervenire e dare la loro parola in maniera appropriata e strumenti di partecipazione democratica, cioè che i cittadini e le associazioni possano esprimere il loro parere e le loro proposte. Ecco, qual è la situazione nel territorio, negli ambiti delle 3 aziende sanitarie? Ma la situazione è preoccupante perché mancano migliaia di persone tra medici, infermieri, OSS, tecnici vari e non si riesce più a garantire il servizio. Di mezzo ci sono adesso anche le ferie, per questo crediamo che sia urgente che in questo momento il Consiglio regionale deliberi al più presto e può farlo la possibilità di investire un po' di soldi per assumere in maniera diretta il personale. Questa è la prima urgenza che occorre dare assicurazione. Voi avete consegnato le firme alla Presidenza del Consiglio della Regione, avete dei tempi, delle risposte, che cosa vi aspettate? I consiglieri che ci appoggiano, sono 17, hanno chiesto in maniera prioritaria di aprire la discussione in Consiglio regionale. Stiamo aspettando che il Presidente della Commissione Sanità si riunisca e incomincia la discussione, è urgentissimo, non possiamo aspettare ancora mesi e mesi senza che si prendano i provvedimenti e si discuta finalmente assieme di queste cose. C'è anche poi il problema delle liste d'attesa che continua a essere molto sentito, forse si è addirittura aggravato naturalmente con il Covid, con la chiusura di molti reparti. C'è un problema di attrazione del Veneto in particolare, perché molte persone stanno scappando letteralmente ai servizi offerti dal Veneto, con costi aggiuntivi enormi da parte della Regione di Friuli-Venezia Giulia. Quindi è importante che su questo si prendono i provvedimenti che dicevo prima, cioè si assume il personale per mettere in garanzia i servizi, poter aprire per esempio anche il sabato e dare quindi il modo di poter evadere una prima parte di liste d'attesa che sono ferme da parecchio tempo o gli interventi urgenti. In ASFO non c'è più il direttore generale Polimeni, è stato sostituito con Tonutti, voi al nuovo direttore generale chiedete garanzie però. Certamente, noi chiediamo che si facciano le cose minime che si possono fare. Ripeto, le assunzioni si possono già fare, occorre dar fondo alla lista d'attesa dei vari concorsi che ci sono fatti perché queste persone vengano assunte e fare tutti i concorsi possibili e immaginabili, dando garanzia alle persone che vengono qui a lavorare di poter avere uno stipendio adeguato e riconoscendo a loro l'identità di rischio e che ci sono alcune situazioni per cui vanno privilegiate le situazioni periferiche, le montagne, i posti più decentrati. E allora queste erano le parole di Michele Negro. Moras, lei insomma presiede la Commissione Sanità, quando discuterete, quando insomma si potrà dare una risposta a chi ha raccolto queste firme? Guardi, io ho una programmazione che è fatta insieme all'ufficio di presidenza. Ho chiesto in aprile ai vari partiti che compongono il Consiglio regionale che mi diano le loro priorità.
c'è anche questa raccolta di firme che verrà posta alla mia attenzione, ancora non mi è arrivata, perciò io sinceramente la vedrò quando mi verrà passata. Prescindendo da questo vorrei dare dei numeri, perché sembra che la terza commissione non lavori. Ha fatto 121 commissioni, tra commissioni e ufficio di presidenza, ed è sicuramente la quarta, non l'ultima, però vi faccio presente che la Commissione di Sanità fa riferimento ad un unico assessore, mentre le altre, senza nulla togliere al lavoro dei miei colleghi che per me è stato splendido, hanno da 3 a 4 assessori ogni commissione. Dopo la nostra commissione, ai dati che ho dato io, sono 103 interrogazioni, più 5 che ho fatto a maggio sono 108, più quelle che farò a fine maggio sono oltre 110. Vi posso dire che ci sono commissioni che hanno fatto 4 interrogazioni, chi 5, chi 6, chi 12, sotto di noi c'è la quarta commissione che ne ha fatte 74. Insomma, messaggio chiaro, insomma, così abbiamo chiarito anche tutto quello che fate, che non si vede molto spesso, ma insomma è un lavoro che c'è. Grazie a Ivo Moras per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, grazie e buona serata, e vi garantiamo il massimo impegno per la sanità. Io, l'assessore Riccardi e tutto il personale che è afferente alla sanità è sempre disponibile a migliorare. Le critiche sono ben accette se sono costruttive. Nel momento in cui sono solo per una visibilità personale, difficilmente troveranno ambito, e lo dico anche ai miei colleghi consiglieri nella commissione che presiedo, e non essendo migliorativi della sanità regionale, mi chiedo molte volte perché vengano fatte. Grazie ancora, finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento come sempre per domani sera, arrivederci.